Amici, buongiorno, appuntamento con la nostra rassegna stampa di oggi, 6 gennaio 2021, il giorno della Befana. Abbiamo come riferimento oggi il Gazzettino di Rovigo, quindi seguiamo un po' di notizie sia nazionali che locali, e naturalmente ringraziamo tutti voi che ci ascoltate, Promozione Italia che permette tutto questo, e Made in Polesine e la redazione di leandromaggi.com. Detto questo, vi invitiamo anche a cliccare sopra sul link sopra sull'azienda che ci sta appunto sponsorizzando la puntata. Andiamo subito sulla pagina del Gazzettino. Prima pagina del Gazzettino: Veneto non si cambia superiori in aula a febbraio, anche in Friuli non riapre Zaia, è una scelta imposta da indicazioni scientifiche. Andiamo avanti poi con un'altra notizia: Italia tra rosso e arancione, arrivano i nuovi criteri, Veneto e Friuli rischiano la chiusura totale, in giallo forse solo 4 regioni. Seguendo sempre sul il Gazzettino di Rovigo, siamo alla pagina 3, il ritorno dei colori, zone rosse ed arancioni in quasi tutta Italia, a rischio il nord-est. In base ai nuovi parametri, da domenica solo Sardegna e Molise forse saranno gialle. Con i criteri più severi, nuove limitazioni per il Veneto, analogo con l'indice RT del Friuli. Quindi c'è poi una cartina che vede appunto probabilmente il Veneto in zona fascia gialla-arancione. Che dire, sono tante le categorie che sono in difficoltà in questo momento, ricordiamo le palestre, le piscine, tutto il mondo dello spettacolo, ma non solo, ristoranti e bar, e quindi sarà nostra cura le prossime settimane intervistare alcuni rappresentanti di queste categorie per capire come stanno affrontando questo periodo e come pensano cosa pensano di proporre alle varie istituzioni per superare questo impasse. Andiamo avanti comunque col Gazzettino. Vedete che i nostri tempi sono molto stretti. Stato d'emergenza verso una proroga fino a luglio, il governo si prepara a reiterare il decreto in scadenza il prossimo 31 di altri 6 mesi. Quindi tra una cosa e l'altra è 1 anno e mezzo che andiamo avanti con questa emergenza. Nuovo DPCM il 15 per estendere a fine gennaio le strette su spostamenti e visite. Come detto prima, palestre, piscine e musei sperano nella possibilità di riaprire almeno nelle regioni gialle. Le regole. Ripetiamo un pochino le regole in velocità. Visite: si potrà trovare amici e parenti ma una sola volta al giorno, in coppia con figli di meno di 14 anni. E in questo caso è necessaria l'autocertificazione. Sarà possibile in casa raggiungere la propria seconda casa, ma solo se si trova nella regione di residenza. Chi abita in piccoli comuni può muoversi nel raggio di 30 km e si potrà sempre viaggiare per raggiungere la propria residenza e il proprio domicilio dove si studia o si lavora. Però serve l'autocertificazione. Naturalmente un po' di polemica: troppe indecisioni, divieti inutili, 390.000 attività a rischio chiusura. E qua andiamo sulle dolenti note. Effetti Covid e crollo consumi su imprese nei servizi nel 2020. Sono state chiuse 390.000 imprese del commercio a dettaglio e dei servizi e ci sono 200.000 lavoratori autonomi in meno. I comparti più colpiti: riduzione stock imprese rispetto al 2019, e noi pensiamo siano anche dati abbastanza per difetto. Le agenzie di viaggio hanno avuto un decremento del 21,7%, l'abbigliamento e calzature meno il 17,1% e bar e ristoranti meno 14,4%. E secondo noi, ripetiamo, sono dati in difetto. Poi naturalmente la scuola, quando si ritorna in aula, anche qua grandissima confusione. Quindi partono il 7 gennaio, quindi domani, con modalità autonome: Val d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, che in forse la Liguria, l'Umbria e la Basilicata, mentre chi parte l'11 gennaio, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Sicilia e Calabria. Ricordiamo che nelle superiori in Veneto si parte il 1 febbraio. E poi hanno fatto un sondaggio a livello nazionale e si è chiesto agli alunni cosa pensano di questo anno scolastico. 1 studente su 2 pensa di aver sprecato un anno a causa del virus, ma le note più dolenti sono che il 28% sono gli studenti che hanno dichiarato di avere almeno un compagno che ha lasciato la scuola durante il periodo di lockdown dovuto all'emergenza Covid, e il 35% gli studenti che dicono di aver visto peggiorare la loro preparazione, tanto che 1 su 4 si ritrova ora a dover recuperare i brutti voti presi. E questa è un'altra faccia molto negativa di questo grandissimo periodo di indecisione e lockdown.
Andiamo nella pagina locale, Gazzettino appunto di Rovigo, prima pagina, RSA, quindi le case di riposo, tutti vaccinati entro 30 giorni. Lunedì sera l'arrivo della seconda partita di dosi destinata al Polesine. Finora ne sono state somministrate 1662. Preoccupa in ogni caso la bassa adesione degli operatori delle case di riposo alla campagna vaccinale, che è ferma al 65%. Coronavirus, l'emergenza, ecco, questa qua era la notizia della prima pagina che noi vogliamo segnalare, che troviamo altamente negativa. Coronavirus, l'emergenza, oltre metà operatori delle RSA polesane rifiutano il vaccino. Il piano dell'USL 5 prevede in un mese di aver finito la profilassi nelle strutture e, come abbiamo detto dalla prima pagina, è arrivata la seconda fornitura di dosi. Qua vediamo anche la fotografia con l'arrivo delle nuove dosi di vaccino. La curva dei contagi non rallenta, nel Basso Polesine i casi più gravi. Per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva, a Trecenta, che ricordiamo che è il Covid Center della nostra provincia, ne abbiamo 11 che sono residenti nei comuni del distretto 2 di Adria e 3 del distretto 1 di Rovigo. C'è una nettissima prevalenza di forme gravi nel Basso Polesine e questo è un aspetto che merita di essere approfondito. In terapia intensiva purtroppo c'è una mortalità del 50%. Per il momento comunque le unità di emergenza stanno reggendo. Vediamo poi che la media è più bassa, prima la media dell'età delle persone contagiate, prima l'80% dei ricoverati aveva più di 80 anni, ora il 70% ha fra i 50 e 80 anni. Per quanto riguarda le case di riposo, al momento ci sono i focolai attivi di Adria, Villadose e Papozze, il più recente, dove è in corso lo screening e al momento ci sono 17 positivi su 88 fra gli ospiti e 5 positivi su 61 fra gli operatori. Nota positiva, il focolaio di Corbola si è raffreddato e sta procedendo in una fase di negativizzazione, come a Rendinara, mentre la situazione dell'Iras è stabile. Purtroppo l'emergenza Covid la fa da padrone ormai da tanti giorni. C'è appunto un altro articolo, la strage silenziosa nelle case di riposo. Dall'inizio dell'epidemia i decessi sono stati 122 e purtroppo da ottobre sono decuplicati. Oltre a Rendinara le perdite maggiori a Corbola con 20 decessi e Ficarolo con 15. Andiamo poi sempre sull'emergenza Covid, ma dal punto di vista delle attività commerciali e artigianali. Coronavirus, l'economia, attesi i saldi per le linee delle sofferenze. In Veneto inizieranno il 30 gennaio, molto più tardi di altre regioni. Il settore chiede di avere una sola data. Nelle festività le vendite si sono ridotte del 40% e la stima è che le famiglie investiranno 166 euro, che sono appunto pochissime. I saldi appunto nel titolo a destra prenderanno il via a fine mese, ma già era possibile fare promozioni e molti negozi hanno approfittato per fare degli sconti. Poi andiamo a Rosolina, telecamere inutili, scarsa sicurezza, gli operatori di Rosolina Mare allarmati dopo la conferma arrivata su un problema che da tempo avevano sollevato, che appunto sono inutilizzate le telecamere di sorveglianza. La Casa del Turista chiede all'amministrazione di attivarsi da subito, visti anche i furti che sono avvenuti nella zona. C'è l'articolo per quanto riguarda l'Alto Polesine, c'è segnalato il mondo della giostra che è piaciuto in televisione. Moltissimi cittadini hanno seguito l'ultima puntata dello Show Tour Padano, trasmesso domenica pomeriggio su Rete 4, dedicato alla pianura padana, dove il conduttore Patrizio Roversi gira verso il fiume con la sua Moto Guzzi. Era in Alto Polesine a Bergantino, ma è stato anche in Basso Polesine, e faremo un articolo su Made in Polesine e su leandromaggi.com proprio su questo incontro. Andiamo allo sport, ricordiamo che le categorie minori sono ancora chiuse, però l'Adriese, che milita in Serie D insieme al Detta, l'Adriese vuole partire forte, gli uomini del tecnico Gianluca Mattiazzi sono attesi da un vero tour de force con 13 gare in 2 mesi. Al Bettinazzi oggi arriva il Belluno, inizia alle 14:30. Ricordiamo che il nostro amico Renzo Sarti fa una diretta con lui e la figlia Diletta Sarti appunto per fare la telecronaca sul profilo Facebook del USD Adriesi 1906, che vi invitiamo alle 14:30 di sintonizzarvi. Poi, altra notizia, la Marini Delta, che è questa compagine di Portoviro che milita in A3 per quanto riguarda il volley e la pallavolo,
in calendario appunto il 10 gennaio al Palasport di Portoviro e rinviata a data da destinarsi. Ricordiamo che oggi tra l'altro c'è la rassegna che fai di mercoledì attraverso la piattaforma Zoom, che è Incontriamoci col FAI, c'è un incontro con il regista e sceneggiatore Pierluigi Pizzi che si racconterà assieme al collega Massimo Gasparon Contarini. Se volete collegarvi c'è tempo fino alle 16 per iscriversi alla piattaforma Zoom per questo evento, e dovete collegarvi con il sito www.faiprenotazioni.fondambiente.it www.faiprenotazioni.fondambiente.it. Andiamo sulla prima pagina della Voce di Rovigo, casa di riposo, un buco nero. Naturalmente c'è un ricordo della Befana che appunto dice la redazione della Voce quanto ci manchi, e naturalmente vi consigliamo sempre di seguire l'editoriale dietro le quinte, sempre interessante, sempre pungente, di La Voce di Rovigo appunto. Siamo arrivati alla fine, come sempre vi ringraziamo per averci seguito, naturalmente tutti i giorni puntuali, più o meno alle 12:30 in diretta sulla nostra pagina Facebook e su YouTube. Quindi da Leandro Maggi, dalla redazione di Promozione Italia, Made in Polesine e leandromaggi.com è tutto. Ciao ciao!